liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora so che avete tutti voi incombenze un filo più pressanti, poiché vivete tutti nella realtà, nell'economia reale, per esempio, ma visto che il racconto mainstream ci vuole convincere che le sorti del paese sono appese alle dimissioni o meno del ministro Daniela Santanchè, c'è l'ultimissima che ho da riferirvi, viene dal sito nicolaporro.it, secondo cui Daniela Santanchè ha deciso si dimetterebbe entro sera, anzi a minuti, perché secondo Nicola Porro l'annuncio sarebbe atteso intorno alle 18, cioè in questi minuti. Tra l'altro la fonte è ottima di per sé, e anche perché posso garantirvi che conosco entrambe le persone in questione, Nicola Porro e Daniela Santanchè. Sicuramente la fonte nicolaporro.it in questo caso è ottima due volte. Bene, prendiamo atto, dovrebbe quindi accadere, dovremmo avere queste dimissioni che ormai equivalgono al sacro graal, o comunque si andrebbe verso quella direzione, che è anche ormai la più logica politicamente, dato le modalità e l'irremovibilità con cui pone l'istanza la Presidente del Consiglio. Benissimo, però adesso si torna a fare politica, vero? Cioè ora si torna a fare politica e non a risistemare caselle politichesi che avranno una loro logica, capiamo tutto. Questo affare riguarda anche molto una noiosa faida interna a Fratelli d'Italia, anche se i partiti vivono anche di questo, ovviamente non facciamo le verginelle, tra vecchia guardia, anche legata al Presidente del Senato, Nouvelle Vague più meloniana, c'è stata ovviamente la doppietta di dimissioni Bartolozzi del Mastro, che ponevano dei problemi di imbarazzo politico oggettivi, lo capiamo, Santanchè pone anch'essa problemi legati a un imbarazzo su delle inchieste che c'erano però anche l'altro ieri, anche un mese fa. Non è un ministro direttamente coinvolto nella contesa referendaria a cui si può imputare direttamente la sconfitta, ma tutto questo, per dirla con una categoria politologicamente alta, cazzi loro. Adesso si fa politica, si torna a fare politica, magari una politica di centrodestra vera, senza inibizioni, senza sudditanze culturali, comprese verso il verbo giustizialista, per cui basta un'inchiesta per giustificare delle dimissioni. Lo diciamo come metodo futuro, non sull'oggi, ma insomma non introietterei il verbo grillino giustizialista, per cui basta un'inchiesta in generale come metodo per dimettersi. Ora però la domanda che ci assilla è: si torna a fare politica, si torna a ragionare, a rilanciare sulla questione fiscale, si torna, anzi in questo caso si inizia spesso a smettere di giocare in difesa, a ritoccare l'aliquota qua, l'aliquota là, a provare a innestare almeno un primo tempo di rivoluzione fiscale che liberi il ceto medio di questo paese, che poi è l'ossatura popolare e anche elettorale giocoforza del centrodestra, vero? Si torna a fare una politica nei confronti non dell'Europa come idea o civiltà, che anzi va sbandierata e rivendicata ogni giorno, ma una politica che non sia suddita dei riti eurocratici, delle follie eurocratiche, dal Green Deal in giù, una politica che non abbia, come purtroppo a volte è sembrato, l'ossessione di edulcorare la svolta che il popolo di centrodestra ha chiesto con le elezioni politiche, di normalizzare il messaggio di centrodestra, magari per avere un asse con Ursula von der Leyen, per ricoprire delle caselle nella commissione. Per carità, la politica passa anche dai posti, anche qui non facciamo le verginelle, ma insomma si torna a fare una politica più marcatamente critica con l'andazzo eurocratico, che spalanchi di più nuove prospettive per il popolo italiano e i popoli del continente. Si torna a fare una politica calata nella realtà, che guardi ad esempio la cartina del voto referendario e che ripeschi, magari accelerando sulla riforma dell'autonomia, quella questione settentrionale che la mappa del voto pone in tutta la sua forza ineludibile, no? Quella
grido dei ceti produttivi, che anch'esso è una delle ragioni sociali e storiche del centrodestra, per come è nato e per come lo abbiamo conosciuto nelle sue stagioni migliori. Si tornerà a fare politica su tutti questi fronti, vero? E dobbiamo dire, sono tutti fronti. Quello che vorrebbe una rivoluzione fiscale più cogente, a partire dall'estensione della flat tax, quello che vorrebbe una critica all'eurocrazia più cogente, quello che vorrebbe un'attenzione ai ceti produttivi più cogente, sono tutti fronti su cui obiettivamente la Lega insiste storicamente e da quando il governo è nato sostanzialmente, e non è comunque un dato residuale, anzi un dato oggettivo, per cui le uniche ragioni che hanno tenuto nella contesa referendaria sono state le regioni governate dalla Lega. C'è ancora qualcosa lì a cui bisogna parlare. Quindi speriamo, abbia ragione o meno Nicola Porro, si parli meno della Sant'Anchè da domani e un po' più di politica vera di centrodestra. Grazie a tutti, a domattina.